Salve a tutti e ben ritrovati ancora una volta, ancora per questa puntata, continua questa lunga settimana insieme con Giulio Neri. Ciao Giulio. Allora Giulio, stavamo parlando del fatto che Giulio ha avuto un onere e un onere importante, perché il suo catalogo, che contiene la descrizione della del suo operato artistico, con delle riproduzioni di alcuni dei suoi quadri, curato ovviamente da Vincenzo Cignarale. Questo catalogo, che si chiama Acqua e Fuoco, che riprende un po' il tuo stile, no? L'utilizzo del fuoco, l'utilizzo delle fusioni, di cui poi parleremo, e dietro abbiamo un esempio importante. In realtà questo catalogo è un catalogo che non si trova solo qui, anzi è un catalogo che si trova nella biblioteca del Metropolitan Museum. Esatto, che ha lasciato il logo. Che ha lasciato il logo. Ci ha dato il permesso di usarlo praticamente, perché dovevamo fare una mostra per merito di Cignarale con un quadro del Tiziano, più avrebbe portato anche Parmaré e me. Poi dopo, con gli intoppi burocratici italiani, è saltato tutto, perché era più il traffico per portare fuori questo quadro che il resto. Però il museo ha riconosciuto lo stesso la validità, una soddisfazione. Per cui è un catalogo importante, curato da Cignarale, che scrive anche, diciamo, c'è sempre il suo zampino. Per questa rivista Cignarale, ormai, se non ci fosse Cignarale, saremmo tutti persi, me compresa, perché di riflesso, ovviamente. No, ma è importante. Queste sono cose importanti da dire, e le abbiamo già accennate. Prima bisogna impegnarsi a fondo, ma alla fine ci vuole sempre quel pizzico di fortuna. Infatti, incontrare le persone che credono in te, perché penso che Cignarale ti appoggi e ti sostenga, perché ovviamente vede in te ma poi un c'è da dire, bisogna dirlo in modo onesto, non come tanti che sfruttano la voglia di ogni pittore di emergere e lo spulpano, e poi dopo lo buttano con Parliamo, cerchiamo di, anche se ci risulta difficile, concentrarci sulle tue tecniche, che sono molteplici, che sono le più nuove, le più innovative, sebbene ci sia stato uno studio classico dietro. Alle nostre spalle c'è Archaeopteris, anche l'R. Archaeopteris, che è il frutto di questa sperimentazione che tu fai sulle fusioni. In particolare qui abbiamo carta, stagno e... Abbiamo praticamente, innanzitutto diciamo che buonasera. Archaeopteris. Brava, perché chissà poi quel nome così. Perché effettivamente quello rappresenta l'anello di congiunzione tra i rettili e il primo uccello. Si chiamava così, purtroppo gli abbiamo messo quel nome. Naturalmente è sempre di fantasia, non è che io ho preso la foto di questo vecchio ritrovamento e l'ho copiata assolutamente, questo è completamente di fantasia. Ma la fantasia è sempre stata ispirata dallo stagno fuso, in questo caso. Ed è stato partendo proprio dalla testa, diciamo, collando lo stagno su una conchiglia, preso quella forma, e poi la parte sopra, e alla fine ho detto perché non gli metto due ali, che ho dovuto farle con la stagnola in questo caso. Perché è più plasmabile forse, più... La stagnola la formi come ti pare, lo stagno diventa più... E poi dopo mi piaceva anche l'idea dell'ala, che di per se stesso è più leggera, no? Quasi un po' come la farfalla che ha le ali leggere. Però ecco. E così ho messo questa stagnola e stagno, il tutto su fusione di colla e resine per rendere un blocco unico. E se poi vai avanti guardando il corpo, vedi i vari pezzi assemblati, ma non è che io ho preso tutto quello che si formava casualmente, io sceglievo quello che mi ispirava e rifondevo quello che non mi ispirava, finché non ho ottenuto quel risultato che per me era soddisfacente. Si può dire quindi che l'opera in sé, la tua opera, l'opera d'arte, parlando di Giulio Neri, è sintesi della combinazione materica, no? È frutto della combinazione dei materiali. Per me quindi la materia è tutto. Sai,
allora, ci sono degli artisti che, a prescindere dalla materia, svolgono il loro lavoro, cioè possono dipingere, utilizzare un olio o altri materiali su tela, su tavole di legno, su qualsiasi supporto, quindi la materia, diciamo, non è parte fondamentale di un processo artistico. Nel tuo caso invece è proprio la materia che fa l'opera d'arte, cioè venendo a mancare la diversità materica, viene a mancare la diversità dell'opera, cioè non puoi concepire l'opera d'arte al di là della sua materia, certo, della sua essenza di materia, sì. Che ha a che fare con qualcosa di, mi ripeto, materico, che ha a che fare con qualcosa di C'è sempre una forma intima, plastico, diciamo. appunto, Sì. Però diciamo, come ne avevamo già accennato prima, la materia ispira e sta a te usarla. certo, Cioè, coglierla, certo. Io l'altra volta ho usato un termine che non si usa, ma è più l'osmosi, che normalmente viene usata tra due liquidi che si fondono insieme tramite il passaggio di membrane. Ma prendendolo filosoficamente potremmo dire un'osmosi che c'è tra la materia e me, perché io sono materia, esattamente come quella, solamente sono più evoluto, ma c'è uno scambio sempre tra la materia. Certo. Non possiamo... Adesso qui vediamo, queste sono sempre appartenenti al ciclo di fusioni, no? Questa è crisalide, questo qui è cuore d'aquila, che tra l'altro è quello che hanno tentato di rubare a Enigma 2, che per merito non lo sapevo, è stato sui giornali anche. Davvero? Fortunatamente Cinerale è stato avvisato di questo furto da una signora o due, non mi ricordo, è uscito all'inseguimento e c'erano due signori, tra virgolette, che avevano messo questo quadro perché è piccolo sotto il cappotto, no? E allora Cinerale coraggiosamente ha detto: ma voi avete preso un quadro? Ma no, come si permette? E lui gli ha detto: allora, guardate, si vede la punta da lì, o me lo date oppure chiamo le forze dell'ordine, e così gliel'hanno ridato. E avete risolto senza mettere in discussione? Anche perché l'inaugurazione era piena di gente, c'era parecchia gente, non so se quasi 200 persone, una roba così. È stata, quell'Enigma 2 è stata... È andata benissimo, sì. Hanno organizzato una mostra favolosa. È vero. Questo è il cane volante, Fly Dog, vedi? Fly Dog che portasti qui, cane volante che portasti qui. Sì, adesso, brava, con la consapevolezza di quello che ci siamo detti, ecco cosa rappresenta il cane volante. Magari il nostro pubblico a casa che era forse magari scettico, certo. no? Il cane Adesso volante che sappiamo è proprio più del tuo percorso, la materia che mi ha ispirato esatto, nel fare un qualcosa di diverso, cioè qualcosa, anche se vuoi, sempre sul filo della mitologia, come c'era a Pegaso il cavallo volante, certo, certamente. però a me mi ispirava, qui ci viene un cane volante, e perché no, non ci può essere un cane volante? E quando dico l'arte è di bello che è libera, se uno riesce a capire la libertà dell'arte può fare tutto. L'unica cosa che un pittore o un artista non deve mai fare è rubare, nel senso rubare l'ispirazione, cose di altri. E Picasso mi sembra che disse che i pittori rubano, che i pittori copiano e gli artisti rubano. Io non sono d'accordo, gli artisti non rubano, creano, perché comunque uno che ruba un'idea a un altro, anche se poi la sviluppa, è sempre stato disonesto. Io ti ho detto, io quando ho visto che un altro aveva già disegnato col fuoco su un pezzo di legno, ho buttato via proprio il pezzo di legno. Cioè, per me Senti, ti chiedo una cosa, Giulio, parlavamo della tecnica, parlavamo di come si debba formare un artista. Che consigli, tu mi dai molto, anche se non è così, mi dai molto per la tua preparazione, per come ti esprimi, per come racconti l'arte storicamente. Mi ricordi molto la figura di un vate, di un professore, di uno che parla alle masse di giovani. Mi ricordi molto questa figura, anche se di fatto poi magari non lo sei. Però non mi riesce difficile immaginarti come nelle vesti di un... Sì, diciamo forse che ogni persona raggiunta una certa età dovrebbe dare un pochettino della sua sapienza. Esatto, se tu dovessi trasmettere la tua sapienza che hai accumulato in questi tantissimi anni di lavoro, cosa ti sentiresti di consigliare ai giovani che vogliono intraprendere questa strada, la strada dell'arte?
Sì. Cosa ti sentiresti di dirgli? Prima di tutto di mettere subito da parte il sogno di diventare chissà chi, perché molti giovani adesso vogliono velocemente il tutto, non è un percorso veloce. Metterlo da parte non vuol dire buttarlo via, perché il sogno bisogna sempre averlo dentro, vuol dire rimboccarsi le maniche, fare quello che va fatto. Poi magari io ci ho messo magari mezzo secolo, loro ci mettono 20 anni, ognuno è critico, autocritico come vuole, ognuno ha i suoi tempi. Di bello nell'arte non è che un quadro vale di più perché ci hai messo 6 anni a farlo, ci può essere il capolavoro fatto in 6 ore e la schifezza fatta in 6 anni. Fortunatamente non esiste, capito, il parametro così. Sì. E allora io dico impegnatevi, ma con autocritica, e poi mettere subito da parte quel che di quel so tutto io, come si tende da giovani, no? Uno perché prende un pennello in mano pensa di saper fare, no, ascoltare chi ne sa di più, scegliersi magari il mentore se uno ha qualcuno di cui si fida. A volte mi sono fatto consigliare persino da mia moglie, diversi anni fa sui quadri, quando gli facevo cosa ne dici di questo, e devo dire che a volte il suo occhio aveva visto giusto. La cosa mi scocciava, ho dovuto combattere con me stesso, ma aveva ragione, perché in quel momento era più critico il suo occhio. Qui parlo di quando facevo il figurativo, alla ricerca del coso. Dopo, chiaro, quando sono andato per la mia strada, c'è solo il mio di occhio che può criticare il mio operato così a fondo. Però ai ragazzi dico sì, mettetevi, se lo sentite veramente dentro, fatelo, cercate di scoprire tutto, di scoprire le varie tecniche, di capirle, di ribaltarle, e poi dopo, soprattutto, godete nel fare cose vostre, cioè nel senso, non fate come me che per un anno ho fatto la mano, io sono fatto male, io sono io e nessuno mi deve copiare perché non è giusta la mia strada. Fate per un certo periodo di studio, poi intervallate con la libertà. Io adesso come adesso farei così, magari un mese di studio intensivo della tecnica e poi dopo mi prendo 15 giorni di svago, schizzo, faccio, brillo, capito? Così vai avanti con divertimento e non con quell'ossessione con la quale ho portato avanti io il mio lavoro fino a quasi... Te ne sei pentito? No. No, perché ho avuto dei risultati che mi hanno pagato a pieno, ma è un prezzo caro da pagare. Non voglio, te l'ho detto, io sono cattivo con me, non con gli altri. Non voglio che gli altri soffrano perché da soffrire. Io ho fatto mattina più di una volta, le 3 alle 4 del mattino, poi andavo a lavorare. Senti, sei mai riuscito a vivere di arte o facevi altri lavori? Hai fatto altri lavori? No, io fortunatamente ho fatto altri lavori diversi perché prima avevo un'attività commerciale, poi mi sono separato, ho lasciato mia moglie, da lì ho imparato l'artigianato, è stata la mia fortuna. È stata veramente la mia fortuna perché ho iniziato, penso, a montare cartongesso e poi dici questo è un lavoro per me, perché no? Mi piace il pennello, già imbiancavo a casa mia, perché non imbianchiamo? No, invece chiamiamolo il mio maestro artigiano, dice no, perché ci vuole la mano, dico che mano ci vuole? E mi misi per conto mio a imparare tutte le tecniche che nessuno, i vecchi imbianchini non me le insegnavano, da solo facevo le prove nel mio garage e da lì a imbiancare, poi fare spatolati, poi da lì ho portato i dipinti dentro le case, ho fatto dipinti sopra le testate del letto, dipinti sul soffitto per un architetto, ho fatto cose che mi hanno dato una soddisfazione tremenda, cioè, e quando mi dicevano lei è un artista, no, io adesso sono quindi sì, hai vissuto con l'arte però. Sì, sì. Così facendo no, c'è stato, dire, si non sono solo, incontrati. io molte cose che ho portato qui sono materiali che ho imparato facendo il mio lavoro, perché dopo essendo anche curioso, poi giri per ferramenta, giri nei negozi, io ho la casa piena di materiali che magari ho usato una sola volta, però, ma lo devo a questa parte qui, forse non ci sarei mai riuscito se non avessi, penso che ci sia un destino, capito? Io devo ringraziare, come ti ho detto, alla creatività, al collegio e all'ospedale, agli anni passati chiuso nel cortile, e alla conoscenza dei materiali, aver fatto lavori magari per altri uomini, certo. Per me invece creativi. Senti, chiudo con una cosa che hanno detto di te. Hanno detto che nei tuoi quadri cerchi ciò che è difficile mostrare quotidianamente, che l'arte mostra ciò che altrimenti non si potrebbe, l'emozione. È così? Certo. Cioè io praticamente, per me un quadro è importante quando emoziona, cioè nel bene e nel male.
E anche qui ti tiro fuori un aneddoto e poi dopo ti lascio. Io ho un Cristo, velocissimo, ok. un Cristo, uno scorticato, capito? Fatto con la colla scorticato, senza occhi, cioè una cosa, e con un chiodo piantato in testa. Lo portai alla Biennale alla Biennale, alla mostra d'arte, Fiera d'arte di Forlì, lo esposi e la signora fece, peggio di dare argento. Ha detto, lei mi ha fatto un complimento, perché io volevo dimostrare. Si intitola Oltre il dolore, siccome in quel periodo ci fu il film di Mel Gibson, Sì, La Passione, che fu criticato da qualcuno perché era troppo violento, troppo sangue. Sì, Ho detto, sì. ma come fai a far capire a una persona il dolore? O lo frusti a lui, O glielo oppure glielo rappresenti devi crudamente. rappresentare. E allora io ho detto, allora ho centrato l'obiettivo. Benissimo Giulio, io ti saluto qui, ci vediamo domani per l'ultima A puntata. domani. Ciao a tutti, mi raccomando domani seguiteci sempre con Giulio Neri, ciao a tutti.